Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Lo sponsor della puntata di oggi è deltaprati.it, il vero prato verde, in erba naturale in pochi minuti. Andiamo di gran lena alle notizie. Cominciamo con la prima pagina della Voce di Rovigo, vaccini un caso che scotta, e infatti l'articolo parla: i vaccini ci sono per il Veneto, Arcuri sa tutto. Al Veneto offerte 27 milioni di dosi regolari, ma Roma frena tutto e la campagna va a rilento. Spiega il governatore Zaia: abbiamo trattato solo vaccini Pfizer, AstraZeneca e Moderna, non altro. E l'Unione Europea ha detto che acquistare vaccini è possibile. Portoviro, una pista ciclabile nuova e sicura, cantiere insediato in via 4 novembre. Ci saranno anche dossi rallentatori del traffico. L'importo complessivo dei lavori di questa pista ciclopedonale sono di 190.000 euro, dei quali 143.000 euro per lavori e 47.000 euro per somme a disposizione. Guardia di Finanza controlla il maxi multa da 175.000 euro, sequestrati 140.000 prodotti pericolosi provenienti dalla Cina grazie a un blitz sulla Romea. Tra il materiale rinvenuto anche giocattoli sprovvisti della necessaria documentazione tecnica, volta ad attestare la conformità del prodotto ai rigidi standard di sicurezza previsti dalla normativa italiana. Sempre dalla Voce di Rovigo, una giornata storica per il Polesine, vaccinati i primi 250 nonni. Partita la campagna di massa. Il primo è stato Fernando, 80 anni, ex militare. Notizie importanti per chi va verso la Germania e verso l'Austria. In Austria solo col tampone. Al Brennero 40 km di coda. La decisione senza preannuncio dall'Austria. Chiunque entri in Tirolo, in particolare attraverso il Brennero, con qualsiasi mezzo, deve dunque mostrare alle autorità di frontiera austriache un test Covid negativo, o molecolare o antigenico, eseguito entro le ultime 48 ore, ma importante, redatto in lingua tedesca o inglese. Gazzettino, Rosolina, G20, che è la conferenza dei sindaci del litorale veneto, afferma: bisogna programmare in anticipo la stagione balneare. Infatti anche quest'anno hanno deciso di impiegare parte delle risorse che la regione ha messo a disposizione per implementare ulteriormente i consorzi di promozione turistica per giungere all'obiettivo comune di far conoscere il più possibile le nostre località. Golletta Cattolica diventa nave scuola per gli studenti. I primi a salire a bordo saranno gli studenti che, grazie alla scuola di mare e biodiversità a bordo di Golletta Verde, potranno svolgere diverse attività, dal corso di marineria al monitoraggio ambientale. Il testimone passerà poi agli studenti universitari che parteciperanno all'attività di osservatorio ambientale del Delta del Po. Petorazza, in 11 al bar, tutti multati. Ora dovranno sborsare la maxi multa dopo l'intervento dei carabinieri. Multa anche al gestore. Dal Corriere del Veneto Padova e Rovigo, in prima pagina, le categorie affermano: una beffa all'apertura il 5 marzo, persi 70 milioni. Piste chiuse, danni e cassa integrazione. Adriarelli, che è terminata appunto domenica. Rally Show vince l'organizzazione, il pordenonese Babuin si aggiudica la gara davanti a Bonanomi e Lainos, 2 giorni a porte chiuse, gare coperte comunque da una maratona TV e lo streaming social. E finiamo con la vignetta del Corriere della Sera di Giannelli. Ci sono tutti i protagonisti del nuovo governo vestiti da carnevale e Draghi, naturalmente impeccabile nel suo doppio petto. Dice Draghi: ricordatevi, oggi è l'ultimo giorno di carnevale, domani la fiducia e incomincia la Quaresima. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva nelle frequenze 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!